vaste proporzioni, è divampato questa sera nel capannone di un'azienda di Ferramenta Riese Pio X, le fiamme vicino alle case, oltre 40 uomini dei vigili del fuoco sul posto. Giornata tragica quella di oggi sulle strade della Marca, a perdere la vita in due diversi incidenti a Mareno di Piave e Fossalunga di Vedelago, 2 motociclisti. Violenta lite tra ubriachi davanti ad un bar di Montebelluna, uno degli uomini coinvolti va a casa e torna con una pistola sparando 3 colpi, ferito un trentenne. Paura a pochi passi dal centro di Treviso, 2 banditi rapinano un bar, titolare minacciato con la pistola e malviventi in fuga con i soldi della cassa. Nei giorni in cui si ricorda un anno dalla tempesta vai al ricordo del sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che si recò a Rocca Pietore come volontario per dare una mano. Ufficiale divorzio di Simonetta Rubinato dal PD dopo mesi di volontario isolamento dal partito, dopo aver formato l'associazione Veneto Vivo, il commento del segretario provinciale Zorzi. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, una giornata densa di cronaca, quella di oggi. Cominciamo con l'incendio di ingenti proporzioni che è divampato questa sera, poco dopo le 6, in via Giovanni Sarto a Riese Pio X. Dovremo vedere le immagini, un incendio che ha sollevato in cielo una altissima nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In fiamme un capannone industriale, la Sidernorio di Riese, azienda di materiali ferrosi. Sul posto sono intervenuti 40 uomini dei vigili del fuoco con squadre da Treviso ma anche dalle province vicine, Vicenza e Padova. Non è al momento noto un eventuale inquinamento dell'aria. L'intervento massiccio dei vigili del fuoco si è reso necessario per evitare che le fiamme davvero altissime, vedete infatti nelle immagini, raggiungessero le case circostanti. Il capannone infatti si trova proprio in mezzo alle case nel centro del paese di Riese, in via Giovanni Sarto. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e questo naturalmente sta creando in questi minuti molta apprensione tra i cittadini. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi su questo incendio, al momento non risultano fortunatamente persone ferite, ma appunto nel corso del TG vi aggiorneremo con le notizie da Riese Pio X. E proseguiamo con la cronaca perché quella di oggi è stata una giornata davvero tragica sulle strade della provincia di Treviso. A perdere la vita 2 motociclisti in diversi incidenti a Mareno di Piave e Fossalunga di Vedelago. Un'auto che svolta a sinistra per entrare in un cancello, la moto che sopraggiunge da dietro e centra la vettura all'altezza della portiera del conducente. L'impatto è violentissimo e non lascia scampo al Centauro. È morto così poco prima di mezzogiorno Cesare Raccanelli, 53 anni, di Vazzola. L'incidente in via Verri a Mareno di Piave, all'altezza dei magazzini Zorzetto, nei pressi della palestra. L'auto, una Peugeot 207 condotta da una 38enne del posto, procedeva da Conegliano verso Vazzola quando ha iniziato a svoltare. È sopraggiunta la moto, un Honda Hornet, forse in fase di sorpasso. Il motociclista non è riuscito ad evitare lo scontro. Nell'urto il 53enne è stato sbalzato a terra una trentina di metri più avanti, morendo praticamente sul colpo. La moto ha terminato la corsa sul marciapiede a bordo strada. Il botto è stato così violento da far uscire di casa i residenti. Ho sentito solo e basta. Tutto il colpo e sono uscito. Vedere. Ho sentito la signora che mi ha chiamato e mi ha detto guarda che è successo un incidente e basta. Scappato e morto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 53enne e la polizia locale del Coneglianese per i rilievi. Cesare Raccanelli era molto conosciuto a Vazzola e Santa Lucia di Piave per la sua attività nel mondo del volontariato.
2 ore più tardi, un'altra tragedia, vittima ancora un motociclista. L'incidente è accaduto a Fossalunga di Vedelago, in viale Trieste. A perdere la vita Mauro Cavallin, 44 anni, abitava poco lontano. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli inquirenti. Dai primi accertamenti pare che l'uomo abbia perso il controllo della moto finendo contro un muretto di recinzione. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Cavallin, titolare di una ditta di montaggio di serramenti e mobili, era molto noto a Fossalunga. Tutti lo ricordano come un gran bravo ragazzo, grande lavoratore. Lascia la compagna, i genitori Angelo e Maria Teresa, il fratello Luca e la sorella Elisa. Ed un altro incidente che ha visto coinvolto un motociclista si è verificato oggi pomeriggio a Vidori in via Sernaglia. Nello scontro con un'auto un motociclista è rimasto ferito, fortunatamente non è in pericolo di vita. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Treviso. A Montebelluna ora si è conclusa con 3 colpi di pistola esplosi da un quarantenne una discussione in un bar di Contea. A rimanere ferito ad un piede il giovane che si era messo in mezzo per sedare il litigio. Io ho sentito 2 colpi di pistola, proprio rimbombanti, e dopo un po' di casino, urla. Una lite al bar, come possono essercene tante il venerdì sera, ma quello che sembrava un bisticcio finito lì verso mezzanotte al bar Sport da Rosetta in via Contea nell'omonima frazione di Montebelluna è presto degenerato e uno dei protagonisti, un giostraio quarantenne, è ritornato un'ora dopo armato di pistola, esplodendo 3 colpi a terra, uno dei quali di rimbalzo ha ferito al piede il 32enne intervenuto per dividere i 2 rivali. Il quarantenne appunto è un ragazzo di appena 23 anni, tutti italiani. Dopo un po' è arrivata l'ambulanza, carabinieri, e da come ho sentito parlato hanno colpito sul piede un signore, insomma, ecco. Non una discussione tra ubriachi, sapeva bene quello che faceva, dice un'altra testimone. È tornato indietro rabbioso contro il giovane che era intervenuto. Lo ha insultato e ha impugnato la pistola. Per puro caso il 32enne non è rimasto ferito gravemente dai colpi sparati senza troppi riguardi. Il proiettile lo ha raggiunto di striscio, ferendolo al piede solo superficialmente. I carabinieri intervenuti sul posto hanno denunciato il quarantenne, già con alcuni precedenti alle spalle, per lesioni e porto abusivo di armi, anche se la pistola non è stata rinvenuta. E paura ieri sera in un bar a Treviso, a 2 passi da Porta Santi 40, titolare rapinato da 2 banditi. Lo dica direi, a me quando mi è successo tante volte che ho bar, mai una roba. Ne ha viste tante Giuseppe Vanin nei suoi 62 anni di vita, come non è la prima rapina che ha subito da quando gestisce il bar di Viale Cairoli fuori Porta Santi 40, ma mai come ieri sera. Il resto preferisce non raccontarcelo e ci invita fuori dal suo locale. È ancora scosso per quei 2 avventori che verso le 21 di venerdì sono entrati nel bar Santi 40. Invece di chiedere un caffè o uno spritz gli hanno chiesto i soldi in cassa e per essere più espliciti hanno tirato fuori una pistola, non si sa se giocattolo, sicuramente senza il tappo rosso. Di corporatura robusta, Vanin non è stato a verificare bene se sotto il cappuccio fossero o meno di colore, ma sotto la minaccia dell'arma ha preferito consegnare i 100 euro che erano in cassa. Non contenti gli hanno chiesto anche l'orologio al polso, un Rolex di notevole valore. Solo a quel punto hanno deciso di andarsene, inforcando le biciclette che avevano appoggiato fuori. Gente poco esperta, secondo gli investigatori, che sarebbero già sulle loro tracce, grazie alle numerose telecamere presenti in tutta l'area. Ma credo che sia stata la rapina di 2 disperati in bicicletta, perché abbiamo consegnato le immagini delle videocamere di sicurezza alla questura e quindi credo che a breve questi verranno anche presi. Mi dispiace ovviamente per il barista che è stato vittima di questa rapina e sia necessaria la solidarietà da parte di tutta la comunità, però è anche bello vedere che c'è una rete di videocamere di sorveglianza che funziona e delle forze dell'ordine pronte a intervenire. Furti nel Montebellunese, i carabinieri invitano i cittadini a segnalare al 112 le situazioni sospette, ma lanciano anche l'allarme sull'effetto psicosi e l'uso scorretto dei social che possono creare situazioni fuorvianti e pericolose. Questo è il periodo che statisticamente è quello che deve far alzare il livello di attenzione, l'allerta per la consumazione di questi raid predatori nelle abitazioni, sia da parte nostra come forza dell'ordine in termini preventivi e repressivi, ma anche del cittadino, ma soprattutto il cittadino, oltre che pensare a casa propria, è opportuno che guardi anche il vicino.
Furti nelle abitazioni, si susseguono i colpi nei comuni del Monte Bellunese e se i carabinieri da un lato invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, dall'altro mettono in guardia dalla psicosi di caccia al ladro che si è innescata negli ultimi giorni, specie nell'area del Montello. È importante quindi segnalare episodi o situazioni sospette alle forze dell'ordine. Noi ne abbiamo tanto bisogno dell'informazione che giunge sul campo, che giunge dalla strada, e deve essere genuina. Deve essere tempestiva, deve essere univoca soprattutto e aderente alla realtà perché poi si potrebbero creare delle situazioni fuorvianti. Attenzione anche ai social, dove nelle ultime settimane è girato davvero di tutto, da foto sbagliate di presunti ladri ad informazioni su colpi in corso che invece tutt'altro erano, con tanto di cittadini inferociti armati di bastoni davanti ad un supermercato dove al posto dei malviventi c'erano invece 3 clienti. Tutto quello che si scrive ha una conseguenza, non può essere tralasciato, deve essere vagliato, quindi che l'informazione intanto giunga il più, come ho detto prima, genuino possibile, ma soprattutto quando si scrive nei social network avere consapevolezza di quello che si imprime sulla tastiera. Altra cosa è il controllo di vicinato. È uno strumento utilissimo, intanto è codificato, è riconosciuto, gli aderenti hanno una certa preparazione in materia, deve essere sempre più affinato, come ho detto prima, aderente alla realtà, ci consente di avere un'informazione qualificata. E proprio all'avvio del controllo di vicinato si lavora a Giavera del Montello e questa mattina è in corso la raccolta di sottoscrizioni. A Giavera, dopo i furti a raffica nelle abitazioni e l'episodio di psicosi con 3 operai andati a far la spesa scambiati per ladri in un supermercato, si lavora per incanalare nel controllo di vicinato la voglia dei cittadini di impegnarsi per la sicurezza del territorio. Un incontro pubblico a Santi Angeli, quindi il gazebo promosso dalla Lega al Mercato per raccogliere firme. La gente si sente purtroppo molto insicura e indifesa, pur nutrendo un forte rispetto e nutrendo una forte fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine, e quindi con gli eventi purtroppo che ci sono stati in questi giorni trova nel controllo del vicinato una soluzione in senso ovviamente preventivo contro i furti e a favore chiaramente dell'ordine pubblico. Le firme sono veramente molte e abbiamo un riscontro eccezionale, siamo molto orgogliosi di questo. L'amministrazione comunale di Giavera, in cui la Lega è in minoranza, non ha mai dato avvio al controllo di vicinato, attivo invece nei comuni confinanti. Il gruppo del Carroccio spera di far cambiare idea a sindaco e giunta ed è determinato a portare avanti la petizione. Siamo già a 30-40 firme e proseguirà a Giavera il 30 ottobre e poi a Cusignana l'8 novembre. Verrà suddiviso il territorio in frazioni, ciascun numero verrà applicato alla frazione corrispondente e dopodiché creeremo quindi questi gruppi WhatsApp dove le persone inizieranno a fare le segnalazioni secondo gli standard e regolamenti che l'Associazione Controllo del Vicinato si è data. Si creerà proprio una comunità anche con tutti gli altri comuni, perché il problema di Nervesa può diventare il problema di Giavera, come può diventare il problema di Volpago e di Montebelluna. E torniamo ora a parlare dell'incendio di cui vi abbiamo accennato in apertura del telegiornale, questo incendio di enormi proporzioni che è divampato poco dopo le 18 in un capannone a Riese Pio X. Per tutti gli aggiornamenti quindi ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra inviata Lina Paronetto. Buonasera Lina. Buonasera Marta, come dicevi bene tu, questo incendio che è stato visto davvero per la densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo a decine di chilometri, addirittura a 10 chilometri di distanza, tanto che sono state davvero moltissime le telefonate di allarme ai vigili del fuoco arrivate non solo naturalmente da Riese ma anche da Castelfranco, addirittura dall'Asolano. Ecco, l'incendio divampato, abbiamo detto, poco dopo le 18, quando c'era ancora luce, quindi il fumo era molto visibile, fumo che è stato seguito da delle altissime fiamme che si sono levate dallo stabilimento dell'azienda Sidernorio in pieno centro a Riese Pio X, e questo ha
naturalmente creato un allarme molto più forte, perché c'era il rischio che il fuoco raggiungesse le abitazioni circostanti, e infatti l'intervento dei vigili del fuoco è stato massiccio, con i numeri a cui accennavi tu poco fa, 40 uomini con squadre arrivate da Treviso, Padova e Vicenza, naturalmente sul posto anche i carabinieri. Possiamo dire che l'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, l'edificio adesso non è più avvolto dalle fiamme, del denso fumo nero esce ancora dalle finestre dello stabilimento, ma davvero il massiccio e tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme non si propagassero alle abitazioni circostanti. Naturalmente, essendoci incertezza sulle sostanze che si sono disperse nell'aria bruciando il materiale ferroso, lo ricordiamo, all'interno dell'edificio, la raccomandazione a livello precauzionale per le persone che abitano nella zona è quella di chiudere le finestre e cercare di non respirare quest'aria comunque i cui contenuti saranno rilevati senza dubbio dall'ARPAV in queste ore. Fortunatamente, come detto, l'incendio si è rimasto contenuto all'azienda e non si registrano in questo momento feriti. Naturalmente eventuali altri aggiornamenti, per altri aggiornamenti richiederò la linea. A te Marta. Ecco, grazie Lina allora per queste preziose informazioni. Avete visto moltissime le immagini, quelle dei vigili del fuoco, ma quelle anche di vari telespettatori. Ringraziamo in particolare il signor Roberto Gandin per le immagini che ci ha inviato. Continuiamo con la cronaca, una lite per una manovra stradale, poi un pugno in faccia ed un calcio contro la macchina è accaduto ad Asolo. Una banale manovra, una lite in strada, degenerata in una vera e propria aggressione. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 49enne di Tezze sul Brenta, nel Vicentino, che la notte tra il 13 e il 14 settembre scorsi, in via Fermi, ad Asolo, è stato protagonista di una lite con un 28enne di San Zenone degli Ezzelini. Futili i motivi del litigio, una manovra stradale che ha subito fatto scaldare gli animi, soltanto che dalle parole il 49enne è passato ai fatti, sferrando al ragazzo un pugno al viso che gli ha provocato un trauma contusivo guaribile in 3 giorni. Non contento, ha dato poi un calcio alla macchina del 28enne danneggiando la fiancata destra della vettura. Il giovane è scappato, segnalando l'episodio alle forze dell'ordine, che hanno ora denunciato il 49enne per lesioni personali e danneggiamento. Ci fermiamo per qualche istante con la pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, nei giorni in cui si ricorda un anno della tempesta Vaia che devastò la montagna, il ricordo del sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che si recò a Rocca Pietore come volontaria per dare una mano. Questo albergo aveva delle zone interrate e lì ne era entrato una quantità spropositata di fango. Il grosso lo avevano già portato via, quindi noi abbiamo fatto un lavoro di finitura, abbiamo grattato un po' i muri dove era rimasto tutto lo sporco dei muri e poi abbiamo tolto un po' di fango, per esempio sotto dalle cucine dispenser, anche la sauna c'era ancora i resti di tutto sto fango, quindi abbiamo semplicemente pulito. Niente di straordinario. Guanti, stivali e voglia di dare una mano, prima come cittadina e veneta che come sindaco. Lei, Maria Scardellato, si schermisce e dice niente di straordinario, ma un anno fa, a pochi giorni da Vaia, c'era anche lei a presentarsi con alcuni cittadini della sua Oderzo nel comune simbolo della devastazione, Rocca Pietore. E il sindaco di quel paese ci rimase di sasso. Lo racconta lui stesso nel documentario sulla tempesta Vaia che la nostra emittente manderà in onda nell'anniversario del disastro. Si è presentata con 3 amiche con i guanti di gomma in municipio, ha detto senza neanche dire chi era, dateci qualcosa da fare. Queste signore le abbiamo messe in un albergo, in una cantina di un albergo a Bosco Verde a pulire quello che si poteva pulire. Per dire quanto anche un sindaco di una città importante come Oderzo si sia dedicato al nostro territorio. Abbiamo dato una mano a finire di sistemare, ma loro avevano già fatto tantissimo. Simbolo di un Veneto che si mosse unito per i comuni colpiti e non solo andando a spalare fango.
Sono molto orgogliosa, dice Scardellato, di quanto fatto Oderzo quando tutte le manifestazioni di Natale furono organizzate per devolvere aiuti e fondi. Abbiamo raccolto 62.000 euro, che è una cifra veramente consistente, tutto grazie a volontariato. Giorni difficili da dimenticare. La cosa tristissima era proprio vedere gli alberi per terra rotti come stuzzicadenti, era una cosa tremenda da vedere. Ma anche il ricordo di una popolazione che fin da subito si era rialzata e voleva reagire, riuscendo anche a sorridere. Dentro al bar dove siamo entrati a bere un caffè, per esempio, era già tutto sistemato e il proprietario di questo bar mi ha detto che avevano già pulito. Io ho detto: come ha fatto a pulire tutto? Perché mi ha detto che era appena arrivata l'acqua calda. Ho detto: come ha fatto a pulire tutto? E lui mi ha risposto: con l'acqua fredda ho pulito. E quindi loro si erano già dati molto da fare, avevano già sistemato parecchio. E così al sindaco, che armato di guanti e stivali andò a pulire dal fango un albergo, resta un desiderio. Vorremmo tornare anche magari così a fare un giro, una cena turistica, perché è quello che loro chiedono: venite su e, come dico, noi vogliamo che riparta il nostro turismo, la nostra accoglienza, e quindi poter riprendere la nostra attività, e quindi sì, dovremmo proprio organizzare una cena, una giornata, una gita a Rocca Pietre. La politica ora con l'addio ufficiale di Simonetta Rubinato al PD dopo mesi di allontanamento volontario. Ora la rinuncia all'iscrizione al partito per l'ex parlamentare, già da tempo a capo del Movimento Veneto Vivo, che a questo punto potrebbe strutturarsi in un partito vero e proprio anche in chiave regionali 2020. Immediata la reazione del PD, a cominciare dal segretario provinciale Giovanni Zorzi. Non posso in alcun modo accogliere con favore e serenità la decisione di Simonetta, commenta Zorzi. Il nostro partito è nato per aggregare, non per dividere. Ogni passo in senso contrario è una sconfitta per tutta la nostra comunità. Va detto che il partito provinciale non le ha fatto mai mancare le occasioni e gli spazi per un confronto interno su posizioni che da tempo risultavano critiche nei confronti della linea politica nazionale e regionale. Nel merito delle motivazioni della sua scelta, conclude Zorzi, avremo senz'altro modo di fare le nostre riflessioni nelle sedi provinciali e regionali. Una fiera con tanto di stand all'interno di un park multipiano, la singolare iniziativa delle imprese che costituiscono il consorzio Universo Treviso. Anziché trovarci una strada d'albergo e scambiarci i bigliettini, così abbiamo modo per camminare, confrontarci, bere un caffè e ognuno può praticamente illustrare la propria attività, insomma. Luogo Park Miani, Treviso, un intero piano, il terzo a disposizione. Arrivano auto, arrivano furgoni, ma stavolta chi li guida non sosta per andare in città, ci si ferma qui e improvvisamente un park multipiano diventa luogo di scambio e di conoscenza. Nasce così Park and Meet, un evento unico nel suo genere pensato dal Consorzio Universo Treviso, il gruppo di 154 imprese cuore pulsante a supporto dell'Universo Treviso Basket. È la prima volta che viene realizzata una cosa di questo tipo e l'obiettivo era quello appunto di trovare un luogo nel quale gli espositori, i consorziati arrivassero con un loro veicolo, parcheggiassero, quindi anche a livello di costi siamo quasi pari allo zero e poi ovviamente c'è chi ha voluto personalizzare in qualche modo la sua presenza. In molti si conoscono già vedendosi sugli spalti come tifosi della De Longhi, ma qui nasce il networking per fare rete di impresa fra le aziende più disparate. Utilizzare intanto la struttura è originale, il park è originale e comunque utilizzare queste modalità di incontro per favorire anche il business, perché alla fin fine siamo qua per quello, è una cosa molto interessante. Cervello al business e cuore al basket. L'obiettivo è proprio quello, creare delle sinergie tra le aziende che compongono questo consorzio in modo da far sì che anche di crescere economicamente e quindi raccogliere dei fondi che possono chiaramente giovare alla nostra squadra. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Il ricordo della tempesta Vaia, protagonista dell'edizione numero 42 di Arredamonte, Longarone, in fiera anche un'installazione che fa rivivere ai visitatori le forti emozioni di un anno fa. Quella notte ho vissuto un dramma
perché ero impotente, avrei voluto uscire e dare una mano ai miei alberi, invece purtroppo chiusi in casa, hai potuto solamente guardare attraverso le finestre. Merino Mattiuzzi vive a Zoppedicadore, ama definirsi il custode del bosco. Sua l'idea di portare ad Arredamont l'installazione dedicata a Vaia che, stimolando vista e udito, fa rivivere le emozioni della drammatica notte del 29 ottobre 2018. È giusto non dimenticare che serva di monito, che dobbiamo amare e rispettare i boschi molto di più, perché un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi. E nel segno di Vaia che Arredamont ha aperto i battenti a Longarone, 160 espositori, molti provenienti dal Bellunese, altrettanti dalle regioni italiane, da 4 paesi dell'Unione Europea, che i territori devastati dal maltempo ha teso una mano. Sono qua anche per portare, diciamo, il mio supporto a tutti gli espositori, a questa fiera internazionale, a tutti quegli espositori che credono ancora in questa grande fiera nonostante quello che è successo l'anno scorso. E devo dire che c'è un po' anche di emozione a inaugurare quest'anno Arredamont, perché veramente il pensiero va allo scorso anno, quando poi 2 giorni dopo quello che accade, era di lunedì, mercoledì, incontrai tutti gli espositori della fiera per tenerli un po' tranquilli, perché purtroppo, devo dire, erano state giornate dove purtroppo qui non è più venuto nessuno. Per questo Arredamont quest'anno ha un valore particolare che esalta la storia dell'esposizione e quella dell'ente fiera, punto di riferimento straordinario e volano per l'economia. La fiera Arredamont è una fiera che è diventata così importante anche nel sentire della gente, delle persone, che ha resistito nonostante la Vaia, e quindi noi possiamo dire quest'anno, che è la 42esima edizione, che tutto va benissimo per fortuna. Riunione di maggioranza scoppiettante ieri sera a Palazzo Rosso, sul tavolo la lettera di intenti che il sindaco Massaro avrebbe dovuto firmare in vista della nascita della NewCo, ma più di qualche rappresentante fra capigruppo e presidenti di commissioni, più che una lettera di intenti è parso uno statuto definito unilateralmente. Il documento è rimasto momentaneamente senza firma in attesa di chiarimenti. Il più urgente è quello relativo alla posizione di Alpe del Nevegal, disponibile ad entrare nella NewCo con una quota capitale di 200.000 euro, pari al valore di stima degli impianti, che ne farebbe a conti fatti il socio di maggioranza della nuova società. Il clima sembra davvero incandescente. Lunedì sera l'assemblea di Alpe e la strada, che fino a ieri sembrava spianata, si è rifatta di nuovo in salita. Al via la collaborazione tra Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio e Fondazione Cortina 2021 per promuovere lo sci alpino nel percorso di avvicinamento alle finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo. Una cooperazione pensata nell'ottica della più ampia collaborazione fra tutte le realtà della montagna italiana in vista dei mondiali del febbraio 2021 a Cortina. Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio e Fondazione Cortina 2021 hanno rinsaldato la collaborazione in vista dell'evento sportivo internazionale iridato più importante, che si disputerà in Italia nei prossimi 2 anni. Per la prossima stagione, senza appuntamenti con le medaglie, le classiche di Coppa del Mondo dello sci alpino rappresenteranno il massimo obiettivo stagionale per gli atleti di tutte le nazionali. Cortina d'Ampezzo ospiterà le finali, dove le sfere di cristallo saranno assegnate, dove gli atleti di entrambi i circuiti, quello maschile e quello femminile, si ritroveranno per gli ultimi 5 giorni di gare. Un punto di arrivo della stagione agonistica, una tappa importante per gli atleti impegnati sulle piste italiane da dicembre. Si partirà dalla Val Gardena, un appuntamento classico che quest'anno celebrerà i 50 anni dei campionati del mondo di sci alpino del 1970. La collaborazione prevede attività di comunicazione e promozione digital degli eventi, la partecipazione congiunta a eventi e manifestazioni collaterali e la valorizzazione dei territori come destinazioni privilegiate per lo sci alpino. I biglietti per le gare delle finali sono acquistabili online a partire dal 1° dicembre sul sito di Cortina 2020. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte, quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3, quando torneranno ad essere le 2 di notte. Dormiremo quindi un'ora in più e da domani il sole tramonterà un'ora prima. È tutto da Treviso per questa sera, grazie per essere stati con noi come sempre. In chiusura le previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus
Planus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Domenica di bel tempo, sarà una giornata piuttosto gradevole, ancora con temperature ben oltre la media del periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo occasionali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento ovunque con il passare delle ore. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 7 e i 13 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo condizioni anche qui di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambierà la situazione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.